Buonasera dal Pala Tedeschi, 16ª giornata in Serie A, la prima di ritorno, gioca in casa il GG Teamwear Benevento 5 di Fausto Scarpitti che ospita l'L84 Torino di mister Alfredo Paniccia. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, andiamo alla lettura delle formazioni con i padroni di casa che schierano col numero 3 Josema, numero 6 De Crescenzo, numero 8 Jonas, nuovo volto in casa Benevento, numero 9 Fabigno, 10 Titon, 12 Ielmi, 14 Volonnino, 20 Guerra, 21 Pastore, 22 Marchesano, 77 Colletta. Risponde la squadra ospite con il numero 5 Maxi Rescia, numero 6 Tuli, 7 Fortino, 8 Lucas Sicheira, numero 10 Iosico che è il capitano, 17 Cuzzolino, 18 Coco Wellington, 19 Pasculli, 21 Murilo Schiocchet, 22 Tondi, 23 Pedro Mendes, 80 Raguso. Primo arbitro Luca Paverani della sezione di Roma, 2 il secondo Davide Copat della sezione di Pordenone. Il crono sarà diretto da Antonella Manca della sezione di Sassari. Un'assenza per parte, entrambe per squalifica, fuori Lolo Suazo per il Benevento, Braga invece per l'L84. Parte quindi il girone di ritorno con tante curiosità. Lolo Suazo, il grande assente, praticamente parente con Iosico e Tondi, quindi non ci sarà la sfida in famiglia, con l'assenza dello spagnolo, come abbiamo detto. Un nuovo arrivo in casa Benevento, quello di Jonas Pinto, ex di turno, ha indossato alcuni anni fa la maglia dell'L84, arrivato in settimana già a disposizione di mister Scarpitti, quindi davvero una rivoluzione quella che ha vissuto il Benevento negli ultimi 40 giorni, con il numero 8 che quindi va subito in campo. L'84 invece che ha salutato Rocha, che è tornato in Portogallo e quindi oggi deve fare a meno di Braga, squalificato. Foto di rito anche per il team di Alfredo Paniccia, che prenderà parte alle Final 8 di Iesi di marzo, arriverà non da testa di serie nel sorteggio. L'84 che cerca punti soprattutto lontano da Torino per smuovere un po' la classifica. Tutto pronto con il Benevento che attaccherà da sinistra verso destra, L'84 da destra verso sinistra. Va Ielmi tra i pali per Scarpitti, con Josema, Fabigno, Titon ed Arbonio a completare il quintetto. Risponde l'L'84 con Tondi, Maxi Rescia, Cuzzolino, Iosico e Tuli. Si attende solo il fischio da parte di Paverani e parte ufficialmente il girone di ritorno. Oggi ben 6 gare in programma, anche in virtù del turno infrasettimanale di martedì. Praticamente ci saranno 5 partite in questo mese di febbraio, quindi allacciamoci le cinture e divertiamoci. Fischia Paverani, parte Benevento L'84 con il primo possesso della squadra giallorossa. Fabigno, Josema cerca e trova Arbonio, francobollato da Cuzzolino. Il capitano del Benevento torna da Fabigno che serve Josema. Titon, Arbonio, Ielmi, la sua prima da titolare con la maglia del Benevento. Lancio lungo che diventa quasi un tiro, controlla Tondi, palla sul fondo, rimessa per il numero 22 della L'84, Maxi Rescia. Iosico, ancora Maxi Rescia, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, Iosico, Cuzzolino, ancora Iosico, Cuzzolino, Tuli, Cuzzolino, Iosico, Tuli, cerca spazi l'L'84, fa girare il pallone il team di Paniccia. Iosico, Cuzzolino, Iosico allarga per Tuli che la tiene, sterza, ma poi Titon lo ferma e non trova la deviazione perché sarà calcio d'angolo, il primo di questa partita in favore dell'L'84 dopo 1 minuto e 17 secondi.
Palla fuori per Josico che si coordina col sinistro, palla alta, primo squillo dell'84 con Josico. Jelmi, lancio lungo, colpo di testa di Maxi Rescia, poi quello di Fabinho, Josema di prima per Titon che carica il destro ma colpisce Cuzzolino. Arbonio, Josema, Titon, ancora Josema, Titon, sollecita Jelmi, pronto a un nuovo lancio, alla fine si avvicina ad Arbonio che elude l'intervento di Tuli e riparte da Titon, pressato da Josico. Titon trova la deviazione di Josico, rimessa a Benevento. All'andata finì 1-0 per l'84, decise il gol di Rocia. Josema, Fabinho sbaglia il controllo, Josema, rimessa per l'84. Cuzzolino la mette in mezzo, Josema intercetta, Fabinho fa ripartire Arbonio, spalle alla porta, lotta con Cuzzolino, la palla in campo, alla fine esce in un secondo momento. Arbonio non ha trovato la deviazione di Josico, inquadrato Alfredo Paniccia al suo terzo anno con l'L84. Oggi è anche il suo compleanno. Ne approfittiamo per fare gli auguri. Intanto Josico spalla contro spalla con Arbonio, calcio d'angolo L84. Palla fuori, ci prova Cuzzolino che cercava Maxi Rescia sul secondo palo. Ottima lettura di Titon che non permette di concludere. Tuli, palla fuori, Cuzzolino, la respinta di Jelmi. Arriva la prima occasione vera per l'84 con il mancino di Leandro Cuzzolino. Attento Jelmi. Rivediamo il mancino di Cuzzolino e la risposta attenta di Jelmi. Mette fuori intanto Josema. Intanto arriva il primo cambio in casa L84, è entrato Coco Wellington al posto di Tuli. Cuzzolino, Rescia, Cuzzolino di prima, lotta Josico in mezzo a due, alla fine Arbonio conquista la sfera e serve Jelmi, palla in avanti, non riesce a servire alcun compagno, riparte Tondi, siamo già con l'L84 in possesso. Cuzzolino, Josico avanza 1 contro 1 con Arbonio, sterza Josico, lo ferma Arbonio in qualche modo, riparte il numero 17 che poi vuole far correre Josema, ma il passaggio è lungo. Arriva anche il primo cambio in casa Benevento con De Crescenzo, l'unico diffidato del match, che entra al posto di Arbonio. Fabinho, Titon, Josema non si intende con i suoi compagni, alla fine Jelmi evita il calcio d'angolo. Titon in avanti, sbaglia, riparte Maxi Rescia, fermato da Fabinho, intercetta per un momento Cuzzolino. De Crescenzo tenta di scappare via, lo ferma Josico. De Crescenzo, Josema, Fabinho, Titon torna da Fabinho che ha un po' di spazio, Fabinho entra in area, l'assist per De Crescenzo, bravo Josico che legge tutto e blocca l'azione del Benevento, altro vista a cui Fabinho non ha voluto calciare. E quindi Josema, francobollato da Cuzzolino, torna da Jelmi, in avanti, colpo di testa di Coco Wellington che poi torna da Tondi, palla in avanti, lunga per Cuzzolino, lascia scorrere Jelmi che riparte da rimessa dal fondo. Inizia a scaldarsi anche Jonas, pronto al suo debutto con la maglia del Benevento. Tanto qui De Crescenzo si complica un po' la vita, attenzione
a Schiocchet per il mancino sbagliato di Guzzolino. Tanto lancio di Yelmi con Titon che non riesce nell'aggancio. Entrato anche col numero 8 Lucas Siqueira. Pronto anche Raguso per la Paniccia. Eccolo qui, Siqueira. Schiocchet. Coco Wellington sterza, si prende un rischio, non riesce a far correre Maxi Rescia che lascia il posto a Raguso. Con Paniccia che ha cambiato tutto il quartetto. Fa il suo debutto in campo Jonas Pinto. Eccolo qui. Serve subito De Crescenzo che ha un po' di spazio. Josema. Bolognino. Anche lui è appena entrato. De Crescenzo. Con Jonas che non riesce a far correre Josema. Siqueira. Palla in avanti. Lotta Tuli. Serve Siqueira che calcia addosso a De Crescenzo. Ancora Tuli. Siqueira. Murillo. Raguso. Tuli. Perde palla nell'84, riparte Jonas, 1 contro 1 con Murillo. Jonas vuole calciare, poi voleva servire De Crescenzo. Capisce tutto Murillo che ferma l'ottima giocata di Jonas. Rimessa per il Benevento con Jonas che batte subito per Josema. Bolognino. Josema. Jonas. Bolognino. Non salta Tuli. Rimessa per l'84. Siqueira. Murillo carica il mancino, lo prova. Trova una deviazione, calcio d'angolo. Per la squadra ospite. Palla fuori, il destro di Raguso, alto, sopra la traversa. Sarà rimessa per il Benevento, 6:40 praticamente sul cronometro. 0-0 qui al Palatedeschi. De Crescenzo. Josema. Jonas. Josema. Bolognino. Josema. Serve De Crescenzo che sbaglia il controllo dopo aver eluso la marcatura di Siqueira. Rimessa all'84. Raguso. Schiocchet. Cerchio di centrocampo. Ancora Raguso. Lotta Tuli. Siqueira. Palla fuori. Calcia! Schiocchet col mancino, fiammata. Il giocatore della nazionale italiana. La toccata Yelmi. Sarà calcio d'angolo. Rivediamo il mancino improvviso di Murillo Schiocchet. Palla fuori Raguso. Non riesce a tenerla in campo. Colletta, appena entrato. Bolognino. Scivola Raguso. Ancora Bolognino in possesso. Serve Arbonio. Colletta.
Bolognino da ultimo riesce a servire Jonas, duella con Cuzzolino. Colletta lascia scorrere perché c'è stata la deviazione di un giocatore dell'L84. Sarà rimessa per il Benevento. Colletta in avanti per Arbonio, sbaglia il passaggio. Giocatore ex Napoli in prestito al Benevento. Iosico. Doppio passo, ancora Iosico, va via, palla al centro! Si salva il Benevento. Ancora Iosico. 1 contro 1 con Colletta. Va via Iosico che calcia col mancino, palla in rimessa laterale. Ha aperto troppo il sinistro Iosico. Lancio di Bolognino per Arbonio, un po' lungo il passaggio. Cuzzolino. 1 contro 1 con Bolognino. Ancora Cuzzolino, largo da Raguso. A spazio l'80, serve Iosico. In orizzontale subito da Cuzzolino. La giocata dell'argentino, alla fine Ielmi dà una mano a Bolognino, si è anche fatto male il portiere del Benevento, che ha preso un pestone involontario da Cuzzolino, che da grande campione qual è, va subito a sincerarsi delle condizioni fisiche di Ielmi, che si è rialzato. Tutto ok. Si riparte con una rimessa per l'L84, palla fuori, ancora Iosico, schiacciato questa volta il destro, ma c'è stata un'altra deviazione, altro calcio d'angolo per l'L84. Ammonito un componente della panchina del Benevento per proteste. Palla fuori, Cuzzolino. La palla arriva a Iosico, ancora Cuzzolino che accarezza la sfera, torna da Tondi. Al tramonto dei 4 secondi serve Sicheira. Cuzzolino vuole far correre Raguso, ma il passaggio è lungo, la chiama Ielmi e innesca subito Bolognino che va a duellare con Raguso. Si fa vedere Colletta dalla parte opposta, ancora Bolognino, movimento di Arbonio, si mette in proprio Bolognino che poi sbaglia l'appoggio per Arbonio. Rientra Titon al posto appunto del numero 14. Occhio a Rescia che ci prova, respinge con le mani. Ielmi. Sbaglia Iosico l'appoggio per il suo compagno Cuzzolino. Rimessa per il Benevento. 10 e 14 da giocare. Arbonio. Titon sollecita Ielmi, pronto al lancio, che arriva troppo lungo per Fabinho. Intanto rientra Josema. Ielmi classe 2002, ha iniziato la stagione con il Città di Melilli in A2 Elite. È rientrato alla Feldieboli, squadra dove è cresciuto, ora in prestito al Benevento. Iosico. 1 contro 1 con Arbonio. Iosico lascia a Cuzzolino che torna dal 10. Carica il mancino, palo! Dopo la grande parata di Ielmi. Che giocata di Iosico. Rivediamo. Destro secco del numero 10. La parata di Ielmi, aiutato anche dal montante. Ci prova Maxi Rescia, questa volta debole il tiro. Fabinho. Titon si accentra, calcia Murato. Poi Josema calcia addosso a Tuli. Il ripallo favorisce Tondi. Eccolo qui Iosico, poco fa ad un passo dall'1-0, l'ex giocatore della Feldieboli.
Ancora Tuli, spalle alla porta, serve Yoshiko, ma è entrato un pallone in campo e quindi il gioco è fermo. E quindi si ripartirà con il possesso dell'L84. Yoshiko, Cuzzolino fermato da Fabinho. Attenzione ancora Yoshiko che sterza sul destro, questa volta però calcia male. Time out per il Benevento. Rivediamo il destro, stavolta sbilenco. Di Yoshiko, che poco fa ha colpito un palo clamoroso. Ricordiamo che quindi in questa 16ª giornata ci sono ben 6 partite praticamente in contemporanea. Si sta giocando ad Eboli con la Feldi che ospita l'Active Network. Il Cosenza riceve il Napoli, Pesaro Roma, Sala Consilina Petrarca ed Ecositi Genzano Sandro Abate. Domani completano il quadro della 16ª giornata Came Treviso Meta Catania alle 16:30, alle 17 Vitulano Dragstore Manfredonia e Pomezia che ha giocato qui l'ultimo turno di andata domenica fa, di fatto Serie A, che ha osservato ovviamente una sosta per il doppio impegno della nazionale del CT Samperi, che ha fatto il suo debutto ufficiale per le qualificazioni ad Euro 2026. Prima il pari molto sfortunato contro la Bielorussia al Pala Catania, con il match che si è concluso sul 2-2 con il pareggio proprio di Murilo Schiocchetta, e poi la vittoria importantissima in Finlandia nella seconda giornata. Poi si tornerà a giocare a marzo e si torna in campo anche martedì per il turno infrasettimanale. Intanto Arbonio tenta di scappare via, lo ferma in qualche modo Coco Wellington, poi Tuli non riesce nel rimpallo, poi lo ferma, non c'è fallo di Tuli, poi Tondi non si fida e con esperienza la mette fuori, non avendo alternative. Proteste della Pala Tedeschi anche per Titon, che viene richiamato da Kopat. Rivediamo il duello tra Tuli ed Arbonio, con Tuli con esperienza che placca Arbonio, tutto legale secondo gli arbitri, e riparte il gioco. Arbonio, Titon, rischia qui il numero 10 Tuli, poi non riesce ad innescare Yoshiko, passaggio lungo del numero 6, che non ha approfittato di questa leggerezza di Titon. Josema, Titon, Yelmi. Più che un lancio è stato spazzato, perché c'era Tuli in pressione, e riparte nell'84 con Tuli, Yoshiko, Maxi Rescia, Coco Wellington, Tuli, intercetta Fabinho 2 volte, poi larga per Titon, Josema, Fabinho, Arbonio, Fabinho, Titon, Fabinho, Josema tenta la giocata, perde la palla. Maxi Rescia, Yoshiko, Tuli in banda, duella con Arbonio, va via Tuli, Arbonio riesce a fermarlo, poi la palla resta lì. Alla fine arriva il primo fallo del match, quello di Coco Wellington su Yelmi. Dopo 13 minuti arriva la prima scorrettezza.
Josema, Jonas, Titon, Jonas, De Crescenzo, va via Titon che si inserisce ancora, Titon, Tondi dice di no. Prima grande occasione anche per il Benevento, con il classico inserimento di Titon che non è stato freddo questa volta. Bravo anche Tondi a dire di no. Jonas, Titon, sterzata ancora Titon, Tondi, gran parata del numero 22. Seconda occasione consecutiva per il Benevento, rivediamo la sterzata di Titon che calcia col destro, bravissimo Tondi per la seconda volta a dire di no. De Crescenzo, anzi no, scusate, Jonas. Ora De Crescenzo, spalle alla porta, commette fallo, il numero 6 su Coco Wellington. E intanto cartellino rosso per un componente della panchina del Benevento. Rivediamo intanto il fallo fischiato a De Crescenzo su Coco Wellington. Allontanato Francesco Collarile. Che era stato ammonito in precedenza per proteste. Paverani ha estratto il secondo giallo. E 31 da giocare, rivediamo il fallo fischiato a De Crescenzo con la panchina della Benevento che voleva il calcio di rigore. Brescia, Coco Wellington, Murillo, salta Josema ma si allunga la sfera. Poi Elmi serve Jonas. Josema, ottima la palla di De Crescenzo, Jonas fa correre Titon che la mette giù. Fermato da Coco Wellington, rimessa Benevento. Titon serve De Crescenzo, la palla è per Jonas che cercava Josema, mette fuori Murillo Schiocchet, occhio a Siqueira che va via, la palla è per Coco Wellington, Yelmi dice di no anche grazie all'ausilio di De Crescenzo. Occasione all'84. Una gran bella transizione, la squadra di Paneccia è entrata praticamente stava per entrare con la palla in porta. Cuzzolino mette giù. Siqueira, Cuzzolino. Cuzzolino, Murillo, 1-2 con Rescia, Cuzzolino arriva a tagliare il campo, la palla resta a Rescia che ci prova, palla sul fondo, Yelmi che parzialmente era riuscito a bloccare l'inserimento dell'argentino, ma la palla è rimasta comunque al numero 5, rivediamo che poi ha tentato una sorta di tocco sotto, palla alta sopra la traversa, ma è l'84 vicinissimo al vantaggio. Josema, Jonas, si fa vedere De Crescenzo, sovrapposizione di Jonas, ancora De Crescenzo, la palla è per Jonas, giocata di Jonas, Tondi, ancora lui. Benevento vicinissimo ancora all'1-0 sulla grande giocata di Jonas Pinto, rivediamo. Bravo ad eludere l'intervento di Murillo, ancora Tondi a dire di no. Bolognino, De Crescenzo perde il duello con Siqueira ma guadagna una rimessa, 4:43 al termine del primo tempo. Jonas, Josema, Bolognino, De Crescenzo. Eccolo qui Jonas, spalle alla porta, fallo.
di Siqueira su Jonas, secondo fallo per l'L84. Gli applausi della Pala Tedeschi. Parte Josema col destro, deviazione di Cuzzolino, calcio d'angolo per il Benevento. No, Josema che ci ha provato. Bolonnino, Josema, destro al volo, alto, sopra la traversa, time out. Ora per Alfredo Paniccia, a 4:27 dal termine. Intanto rivediamo qui la giocata di Titon, bravissimo Tondi, e poi poco dopo si è superato ancora su Titon. Occasione anche per Jonas. Tra queste 3 occasioni per il Benevento c'è stata una per Maxi Rescia, con la partita che inizialmente è stata un po' bloccata, poi le squadre hanno iniziato a macinare gioco e un po' anche a scoprire i risultati, con la Feldi in vantaggio 2-1 sull'Active. Cosenza in vantaggio 1-0 sul Napoli. Roma avanti 2-0 sul Pesaro. Ed è così avanti 3-0 sulla Sandro Abate. Ed infine il vantaggio del Petrarca sul campo della Sala Consilina per 1-0. Questi i risultati del primo tempo. Intanto ci prova Schiocchet, la respinta di Jelmi. Siqueira la mette al centro, non ci arriva di un nulla Murillo. Tanto lancio di Bolonnino, siamo già dalla parte opposta. Jonas mette giù col petto, anzi De Crescenzo. Ora Jonas, c'è un po' di confusione dall'alto, e poi il numero 8 non riesce a servire il numero 6. Tondi in avanti, passaggio lungo, palla che arriva dalle parti di Jelmi, che fa subito ripartire Josema. Anticipato Jonas, il rimpallo favorisce Siqueira che va via. Occhio a Raguso, che serve Murillo, che imbuca per Cuzzolino, spalle alla porta, spostato fisicamente da De Crescenzo. La palla per Raguso, che calcia addosso a Bolonnino. Poi De Crescenzo la tiene in campo, spazza via ed evita il calcio d'angolo. Potenziale occasione per l'L84 con il tentativo di Mattia Raguso, ora inquadrato. Siqueira, Murillo, ancora per Raguso, Cuzzolino, Siqueira, Murillo, Josema ferma Cuzzolino e riparte. Poi lo ferma Siqueira, non c'è fallo di mano secondo gli arbitri, la palla arriva direttamente a Jelmi. Intanto entra Lorenzo Guerra al posto di De Crescenzo. Bolonnino, franco bollato da Murillo, non può darla a Jelmi, che ha dato il via all'azione. Poi giocata di Bolonnino che esce bene. Josema non riesce a giocarla, spostato da Siqueira, recupera Bolonnino, riparte il Benevento, la giocata del 14. E poi riesce a servire Guerra che salta Murillo, ancora Guerra, la palla è per Jonas che calcia sul fondo. Altra occasione per il numero 8. Rivediamo tra poco tutto quello che è successo. Josico ha colpito un palo in questo primo tempo. Cuzzolino fa correre Raguso, fermato da Colletta, anzi da Josico e non Raguso. Jelmi
Sbaglia il lancio per Titon. Cuzzolino. Iosico sterza, la tiene, il numero 10 ancora a duellare con Colletta, largo da Cuzzolino. Lotta Tuli, ancora Cuzzolino. Iosico. Cuzzolino. Tuli. Cuzzolino. Tuli. Cuzzolino, movimento del numero 6, voleva premiare Cuzzolino, poi Colletta si complica un po' la vita. Cuzzolino subito per Tuli che va a memoria, ma ci arriva Raguso, occasione potenziale per l'L84 con Colletta che non è riuscito a servire un compagno. Altruista a cui Tuli poteva anche calciare davanti a Jelmi, che non riesce a servire Arbonio. Palla per Tondi, autore di 3 interventi molto importanti in questo primo tempo, come quelli fatti da Jelmi. Iosico. Vantaggio Guerra che sterza e va a memoria, ma Titon aveva stretto la sua posizione, stava scavalcando Cuzzolino alle spalle. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo, 0-0 tra Benevento e dell'84. Iosico, salta Guerra, ancora Iosico, palla per Tuli che si divora l'1-0 sotto porta. Ancora con l'accelerazione di Iosico, tanto Jelmi vuole far correre Guerra, palla che si spegne fuori. Rivediamo, va via Iosico, palla per Tuli che a porta vuota si è divorato lo 0-1, 50 secondi dal termine del primo tempo. Iosico ancora a duellare, questa volta però con Arbonio, ancora Iosico, respinge con i piedi Jelmi, poi Titon vola via, fallo di Iosico, cartellino giallo per il numero 10 che non è riuscito a frenare Titon e l'ha dovuto stendere. E arriva il primo cartellino giallo del match ai danni di Iosico a 38 secondi dal termine del primo tempo. Arbonio fa correre Titon, vediamo se c'è tempo per un'ultima sortita offensiva. Calcia subito Titon, ancora Tondi sul primo palo. Arbonio per Jelmi in avanti, non aveva molte alternative il classe 2002 del Benevento. 23 secondi, possesso dell'84. Tuli lotta con Colletta, Tuli sterza, calcia murato da Guerra. Uno, due, Cuzzolino Tuli, passaggio di ritorno lungo dell'argentino. Alla fine rimessa dal fondo con Jelmi alla battuta. Lancio lungo, troppo lungo, Tondi lascia scorrere saggiamente e riparte Raguso. Tuli, palla fuori, Cuzzolino addosso a Titon, ancora Cuzzolino, Tuli, 2 secondi, calcia Tuli, finisce qui la prima frazione di gioco, 0-0 tra Benevento 5 e dell'84. Noi ci prendiamo una pausa e ci risentiamo tra poco per la ripresa sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, si riparte dallo 0-0 del primo, L84 da sinistra verso destra, Benevento da destra verso sinistra. Arriva il fischio di Paverani, riprendono le ostilità con il possesso dell'L84. Cuzzolino, Iosico, colpito un palo nel primo tempo. Ancora Cuzzolino, Tuli, che ha avuto una grande occasione. Attenzione Iosema, 1-2, Volonnino, ancora Tondi, che se la ritrova lì. Volonnino vicinissimo all'1-0. Cuzzolino, Iosico, duella con Jonas, lascia Cuzzolino, legge tutto Jonas che conosce benissimo Cuzzolino. Alla fine la palla esce, rivediamo la grande occasione per Volonnino, l'assist di Iosema. Volonnino trova il tocco di Cuzzolino. De Crescenzo si gira ma viene fermato da Maxi Rescia e quindi la palla torna a Ielmi. Jonas riesce a ripartire Iosema ma la palla è uscita e quindi rimessa L84. Iosico lascia Cuzzolino, Iosico, Cuzzolino non riesce ad innescare Maxi Rescia, palla fuori, rimessa a Benevento. 1:27 sul cronometro, poco fa la grande occasione per Volonnino a tu per tu con Tondi. Eccolo qui, il numero 14 in possesso. Palla in avanti con Iosico che alleggerisce per Tondi, che fa ripartire Tuli e quindi Cuzzolino, marcato da Iosema. Ancora Cuzzolino, Iosico, avvia Tuli che calcia addosso a De Crescenzo, aveva saltato secco Volonnino che era anche scivolato nella circostanza. Grande giocata di Tuli. Iosico, Cuzzolino in avanti, legge tutto De Crescenzo che riparte, deve correre Tuli, va via De Crescenzo che calcia col mancino sul fondo. Occasione per Davide De Crescenzo. Iosico calcia col destro, si distende Ielmi, dice di no. Cuzzolino, Iosico, murato da Jonas. Rescia, Cuzzolino, Iosico, Tuli, ancora 1 contro 1 con Volonnino, allarga da Cuzzolino che calcia, respinge Ielmi in corner. Palla fuori per Iosico, schema, la palla poi per Rescia che calcia ancora, attento Ielmi, rivediamo, aveva capito Jonas ma la palla è arrivata a Maxi Rescia che ha calciato di prima intenzione.
Poi Cozzolino la mette al centro, ci arriva nessuno, rimessa per il Benevento. Jonas, Josema addosso a Siqueira. Josema, De Crescenzo lotta con Maxi Rescia che lo ferma, rimessa a Benevento. Titon, palla in avanti, Jonas fortunato in questa circostanza, la palla è per Titon, Tondi 2 volte, 3 volte praticamente Titon ha calciato a ripetizione. È stato fischiato il fallo di Titon, rivediamo l'azione di Jonas che ha servito Titon 2 volte Tondi, poi a un certo punto Titon ha iniziato a calciare a ripetizione addosso a Tondi, commesso fallo. Un po' di frustrazione da parte del numero 10, Tondi davvero sta disputando una grande partita. Giocata qui di Josico che scappa via, Jonas ancora Josico, salta anche Josema, la direzione di De Crescenzo, poi la palla resta lì, si salva il Benevento. L'ultimo tocco è stato di De Crescenzo, sempre sull'assolo di Josico. Siqueira sbaglia questa volta il tocco per Maxi Rescia, occasionissima L84, rivediamo, nasce tutto sempre dai piedi di Josico che ne salta 2, la mette al centro, è riuscito in qualche modo a salvarsi il Benevento. Occhio qui a Jelmi che sbaglia il controllo, aveva intuito Maxi Rescia che si è fiondato sulla sfera. Attenzione ancora, Josico, 2 volte Jelmi, la palla resta lì, ancora Murillo che carica il mancino addosso a Titon. La palla torna al numero 10 che salta Josema, allarga per Siqueira che se la porta sul sinistro, murato da Josema, Siqueira poi allarga ancora per Josico. Doppia occasione per l'L84, stavolta Josema ferma Josico e guadagna anche una rimessa. Gli applausi del Pala Tedeschi, rivediamo la giocata di Josico, la parata di Jelmi, 2 volte Jelmi, poi anche sulla ribattuta di Murillo Schiocchet. Fabinho, spalle la porta, serve Titon che accelera e lascia ad Arbonio che riesce a scappare via. La finta di Tondi che lascia scorrere e preferisce una rimessa dal fondo. Rientra in campo Raguso al posto di Maxi Rescia. Tiene in campo Arbonio, anzi no, la palla è uscita. Qui Siqueira rischia un po', ma esce bene nell'84. Attenzione a Coco che va a memoria, ma non c'è nessuno. Non ha voluto calciare Coco Wellington davanti a Jelmi. Ha rischiato l'L84, ma stava andando in porta la squadra di Panicio. Rivediamo. Una grande apertura di Murillo per Coco che poi va a memoria. Non ha visto che nessuno l'aveva seguito. Intanto il colpo di testa di Fabinho. Palla sul fondo. Raguso ancora per Murillo, bravo Titon in copertura, riparte Colletta, Arbonio, Fabinho, allarga per Titon che non la tiene in campo. Coco Wellington, Raguso.
Lotta Siqueira, alla fine la meglio Titon che riparte, va via il numero 10. Titon che non sbaglia questa volta. 1-0 Benevento, l'ha recuperata, si è involato e ha battuto Tondi in uscita. Dopo 6 minuti e 10 secondi si rompe il ghiaccio al Palatedeschi con la rete di Titon Jefferson. 1-0 Benevento. Rivediamo la recuperata, scappa via il numero 10, questa volta Tondi non è riuscito a dire di no. E quindi a 13:50 dal termine si rompe l'equilibrio qui al Palatedeschi con il vantaggio del Benevento. Josico 1 contro 1 con Arbonio, ancora Josico, non c'è fallo di Arbonio, anzi sì, fischiato con un attimo di ritardo. Intanto c'è un cartellino per Pastore in panchina. È arrivato il secondo fallo del Benevento, ha fatto infuriare la panchina, ammonito Pastore per proteste. Calcio di punizione per l'L84. Rischiato qui Josico nell'1 contro 1 con Arbonio, praticamente da ultimo. Parte Raguso con il destro, palla sul fondo, ci ha provato Mattia Raguso. Rivediamo il destro molto pericoloso del numero 80, palla di poco sul fondo. Colletta in avanti, Fabinho in ritardo, la palla torna a Josico, ancora a duellare con Arbonio, va via Josico, Yelmi dice di no, Fabinho non riparte. Josico a spazio, Murillo mette fuori Colletta, ora sta soffrendo il Benevento. L'84 che attacca a pieno organico, Murillo, Josico, Raguso carica il destro, deviazione, la palla resta lì, alla fine rimessa dal fondo. Yelmi, colpo di testa di Fabinho che serve Colletta, bravo Coco Wellington in lettura, Arbonio riesce a servire Fabinho, la sterzata, Fabinho alla fine è calcio di punizione, fallo di Raguso su Fabinho, cartellino giallo per Raguso. Rivediamo contatto che probabilmente parte fuori area. Rivediamo contatto che avviene, parte da fuori area, quindi calcio di punizione, cartellino giallo per Raguso, secondo giallo nelle fila dell'84. Sulla sfera Josema che parte, salvataggio sulla linea, Jonas, palo! Sfortunato il Benevento in questa circostanza. Prima il salvataggio di Rescia praticamente sulla linea, sul destro di Josema. Rivediamo la botta di Josema e poi il palo di Jonas. Benevento ad un passo dal 2-0.
Jonas per Fabinho, ancora Fabinho, Jonas, palo, poco fa per lui. Josema, Jonas, palla sul secondo palo. Tommy anticipa Arbonio e fa ripartire Murillo che deve correre per tenerla in campo. Riesce a servire Josico che poi viene raddoppiato da Arbonio. Siamo già dalla parte opposta. Raguso carica il destro! 1-1. Il pareggio di Mattia Raguso che sorprende Jelmi con un tiro dalla distanza. Arriva il pareggio al tramonto del 7° minuto. Rivediamo il destro di Raguso, il tocco di Jelmi, ma la palla si insacca. 1-1 al Palatedeschi, ha pareggiato Raguso. Titon, Jonas non riesce a tenerla in campo. Cuzzolino, Josico, attenzione al destro di Rescia sul fondo, occasione alle 84. Arbonio, va via Josico, calcia Cuzzolino, poi Titon, la palla arriva a Jelmi. Jonas in avanti per Arbonio che sterza ma legge tutto Cuzzolino. Jonas, Jelmi, Titon, Arbonio, ancora Arbonio che tenta di sfuggire via, non c'è fallo sul 17. Maxi Rescia calcia col mancino deviato e Jelmi la tiene. Rimessa L84, primo tocco è stato di De Crescenzo. Siqueira, Tuli, va via Cuzzolino, ma c'è il fallo di Tuli, blocco irregolare il numero 6, fallo numero 2 anche per l'L84. Titon in buca per De Crescenzo che serve Josema. Cuzzolino, Siqueira, Cuzzolino, si gira bene Tuli, non c'è fallo, poi va a memoria e sbaglia, poi ferma Jonas, altra potenziale occasione
De Crescenzo non riesce a servire Titon. De Crescenzo, Josema ci prova, alto. Siqueira. Siamo entrati nell'ultimo quarto di gara. Cuzzolino lotta con Josema. Ancora Cuzzolino. Scucchiaia. De Crescenzo sbaglia. Maxi Rescia. Siqueira col destro sul fondo. Ma c'è stato il tocco di Volonnino. Calcio d'angolo per l'L84 a 8:48 dal termine. Siqueira, Murillo, Siqueira 1-2, la palla arriva a Ielmi che non bada allo spettacolo e spazza via, rimessa per Tondi. Attenzione, va via Siqueira, legge tutto Titon che lascia scorrere. Palla che arriva nuovamente da Tondi, un po' di confusione in questa fase di gioco per il Benevento. Riparte Josico. Rescia, calcia col destro, la palla arriva a Cuzzolino che non riesce a chiudere il triangolo, riparte Titon, occhio che è un 3 contro 2, va via Titon che serve De Crescenzo, mette fuori Tondi, voleva chiudere Volonnino sul secondo palo, bravo ancora Fabio Tondi nel giro della nazionale, anche lui. Volonnino, De Crescenzo, Volonnino, Josema, scucchia in avanti per De Crescenzo che riesce a colpirla di testa ma non indirizzarla verso Volonnino, rimessa laterale per l'84 già battuta. Josico, Murillo, Josico, va via, palla sull'esterno della rete. Arbonio, Volonnino, lotta De Crescenzo, la palla ancora per Arbonio che riesce a incunearsi, ancora Arbonio, Josema voleva De Crescenzo, palla addosso a Tuli. Volonnino si accentra, vuole calciare e poi ci ripensa. Josema, Volonnino, Josema, Arbonio viene spostato fisicamente in maniera regolare da Tuli, palla tra le braccia di Tondi che fa ripartire Murillo. Tuli, palla che esce, aveva saltato Josema. 6:28 al termine con Scarpitti che si sincera delle condizioni del giocatore arrivato alcune settimane fa dalla Sandro Abate, autore già di 2 reti con la maglia giallorossa. Volonnino, palla in avanti per Fabinho anticipato, poi la sfera arriva a Ielmi che lancia a lungo per Fabinho che la mette giù, poi calcia col destro sul fondo. Ha provato il numero 9, non ha trovato alcuna deviazione e quindi Tondi in avanti, poi Fabinho, il ripiegamento, la riconquista. Josema, Arbonio,
Tenta di saltare Josico, la rimessa è per L84. Arbonio qui che ha rischiato il cartellino giallo. Cuzzolino ci prova e trova l'angolo per il 2-1 dell'L84. Quest'attacco improvviso di Leandro Cuzzolino che fa 1-2 al 14°. Rivediamo il mancino di Cuzzolino che si insacca alle spalle di Jelmi. Controsorpasso L84. Josema, Bolonnino, Arbonio, Fabigno, Bolonnino, lotta con Murillo, ancora il numero 14 che lascia a Fabigno. Fallo di Cuzzolino su Arbonio, terzo fallo per l'L84 che ora conduce per 2-1. Josema, Bolonnino in avanti, palla che arriva dalle parti di Tondi che lascia subito a Cuzzolino che poco fa con una fiammata da vero campione ha ribaltato il risultato. Raguso, Cuzzolino, eccolo qua, i due che sono andati a segno, poi fallo di Josema, si becca il cartellino giallo per non far scappar via Maxi Rescia, fallo numero 3 anche per il Benevento. Quarto giallo del match dopo Josico, Raguso e Pastore. Anche Josema entra nella lista dei cattivi. Cuzzolino, Bolonnino di testa, lascia Josema, Fabigno spara la porta, lotta, riesce a servire ancora il numero 3 che va da Jelmi, che torna da Josema, che trova la deviazione di Raguso. 4:52, time out che odora di power play per il Benevento. Abbiamo le indicazioni da parte di Scarpitti da una parte e Paniccia dall'altra. Due fiammate, una di Raguso e una di Cuzzolino dalla distanza, hanno permesso all'L84 di passare in vantaggio. Dopo il palo clamoroso di Jonas sull'1-0. Rivediamo il mancino di Cuzzolino. Fabigno. Deviazione di Siqueira. Sarà Titon. Il power play di Scarpitti. Lancio per De Crescenzo. Scivola Siqueira. Va via De Crescenzo. Il tocco sotto palo. Clamoroso palo di De Crescenzo. Era scivolato Siqueira. Rivediamo. Grande giocata di De Crescenzo. Tocco sotto, palla che tocca il palo interno ed esce. Ora tempo di power play.
Jonas, Titon, Jonas, Josema, De Crescenzo, Jonas, ancora il numero 8, Josema, sbaglia il tocco per De Crescenzo, deve rientrare Jelmi, occhio che la porta è vuota. Cuzzolino calcia, ci prova, alto, sopra la traversa. 4-11, poco fa il palo di De Crescenzo. Titon, Fabinho, fallo di Cuzzolino, quarto per l'L84, rientra Titon al posto di Jelmi. Josema, Jonas, Titon, Jonas, Josema, Jonas, si intende con Titon, calcia, Cuzzolino intercetta Josema che riparte. Spazio De Crescenzo, 3 minuti e 18, calcia Josema, Cuzzolino ci riprova, palla che gira e si spegne fuori. Jelmi, lancio lungo per Fabinho che la mette giù. Lotta con Cuzzolino alla meglio e la tiene in campo. Rientra ora Titon, rischia un po' qui il Benevento. De Crescenzo in possesso, palla per Josema che non riesce a servire Titon. ...180 secondi al termine della gara. Josema, De Crescenzo, Jonas, Titon, Fabinho, calcia Titon! Ancora Titon! 2-2, gran gol di Titon, Jefferson che impatta il punteggio con un gol fantascientifico. Ancora lui e fa esplodere il pala tedeschi, rivediamo. Time out per Paniccia, rivediamo il gol di Titon che ha fulminato Tondi che non ci ha potuto far nulla. E quindi time out ora per Alfredo Paniccia. È arrivato il 2-2 di Titon, doppietta per il numero 10. Questo è l'1-0 di Titon, poi il pareggio di Raguso, l'1-2 di Cuzzolino e questo il 2-2 di Titon che ha ristabilito la parità. Power play per l'L84 con Tuli con la maglia del portiere di movimento. Josico, Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, Josico, ancora per Cuzzolino che calcia Jelmi sul primo palo. Credo sia rimessa laterale per l'L84.
Altro cartellino rosso sulla panchina del Benevento, credo sia stato espulso il dottore De Michele. Iosico se la porta sul destro, ma c'è fallo di Tuli. Blocco irregolare con Tuli che viene anche ammonito. Quinto fallo per l'L84. Blocco irregolare di Tuli che voleva far calciare uno tra Cuzzolino e Iosico. Terzo giallo per l'L84 dopo Iosico e Raguso. Jonas, Josema, Titon si mette in proprio, va via Titon che accelera, viene fermato da Maxi Rescia, tutta l'esperienza dell'argentino col 5. Josema, Titon, ancora Josema, Yelmi rischia sull'attacco di Rescia. Yelmi ancora che si prende un rischio grandissimo sull'attacco di Murillo, poi lancia a lungo, la palla va in porta, ovviamente non vale, rientra Tuli. Attenzione al fallo di Titon su Cuzzolino, fallo numero 4 per il Benevento, calcio di punizione per l'L84 a 1:47 dal termine, power play per la squadra di Paniccia. Intercetta Jonas il passaggio di Rescia. Tuli, Iosico, Cuzzolino, Murillo, Iosico, Rescia, Iosico avanza, giocata di Murillo che entra in area, cerca di sorprendere Yelmi, sarà calcio d'angolo. Attento l'estremo difensore sul primo palo, corner per l'L84 a 78 secondi dal termine. Cuzzolino, Iosico, Tuli, Iosico, Cuzzolino, Tuli, Iosico, Tuli, Maxi Rescia, Tuli, Iosico, Cuzzolino, circumnaviga l'L84 il pallone, ultimo giro di lancette, Murillo, Iosico, Tuli, Iosico, Murillo, Cuzzolino, a spazio Cuzzolino, Murillo, il gol di Maxi Rescia a 38 secondi dal termine. Arriva il 3-2 di Maxi Rescia che va in doppia cifra e firma il sorpasso dell'L84. È stata un'azione costruita con pazienza dalla squadra di Paniccia. Rivediamo con Murillo che ha pescato Maxi Rescia sul secondo palo, che ha fatto 2-3. Power play nuovamente per il Benevento con Titon. Josema, De Crescenzo vuole Titon che la tiene in campo, poi la palla esce, rimessa dal fondo, la porta è vuota del Benevento. Tondi serve Cuzzolino che si alza il pallone e calcia col mancino, palla sul fondo. Avanza Josema, Titon, Josema, De Crescenzo, Titon non ha spazio, se la porta sul mancino, tempo scorre, la palla esce, rimessa a L84.
calcio Cuzzolino dalle parti di Jelmi, che va lungo, troppo lungo, palla in porta, ovviamente non vale, rimessa per Tondi, mancano 2 secondi, la palla arriva dalle parti di Jelmi, finisce qui, l'L84 torna a vincere in trasferta dopo 2 mesi dall'ultima volta ed espugna il Palatedeschi al termine davvero di una partita bellissima e batte 3-2 il Benevento, che aveva rotto il ghiaccio con il gol di Titon, poi le reti di Raguso e Cuzzolino per il momentaneo 1-2, è arrivato il 2-2 sempre di Titon nel finale col power play, l'ha vinta l'L84 che espugna quindi Benevento e sale a 28 punti in classifica. Noi ci risentiamo domenica 16 febbraio per Benevento Roma alle ore 20, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione, sempre in diretta qui dalla Palatedeschi. Da Carmine Esposito è tutto, buon weekend.